Bentrovati anche oggi, immancabili consigli della nostra nutrizionista Giulia Pera. Bentrovata. Ciao, dottoressa. Desire, grazie. Allora, noi abbiamo consumato questa insalata col cavolo cappuccio che era veramente qualcosa di buonissimo. C'è una curiosità sul cavolo cappuccio, fa un po' un cattivo odore quando la si cucina, dottoressa. Lei mi diceva che c'è un rimedio in realtà. Sì, assolutamente sì. Innanzitutto il cavolo è un nostro alleato per la nostra salute perché è un ortaggio che appartiene alla famiglia delle crucifere, quindi la stessa famiglia di cavoli, cavolfiori, broccoli. E come hai ben ricordato ha un odore un po' intenso quando lo andiamo a cucinare perché è ricco di composti solforati. Quindi il mio piccolo suggerimento è quello di aggiungere nell'acqua di cottura di queste verdure magari un po' di succo di limone oppure mezzo bicchiere di aceto. In questo modo va via l'odore un po' sgradevole. E non cambia il gusto, abbiamo detto, dottoressa. Non cambia giusto? il gusto, quindi possiamo continuare a mangiare il nostro alimento senza perdere i benefici e con gusto. Parliamo invece del brunch, dottoressa, perché in questa puntata devo dire che il nostro Totino ha preparato un brunch ricco di ogni cosa. È un'usanza americana, una via di mezzo fra colazione e pranzo. Come la inquadra lei dal punto di vista diciamo nutrizionale quest'usanza che appartiene più agli americani che insomma a noi, quindi allungarsi con gli orari, una colazione che poi diventa un pranzo e si prolunga anche un po' nel pomeriggio? Sì, in realtà è appunto un'usanza che sta prendendo piede anche qui in Italia, perché appunto va in qualche modo a rappresentare un nuovo modo di vivere la convivialità e la socialità. In realtà questo brunch va dalle 11 fino appunto alle 15, quindi è una via di mezzo, come hai detto tu, tra una colazione abbondante, ma perché no anche dolce, e un pranzo salato. Dal punto di vista nutrizionale potrebbe essere un pasto inserito all'interno delle nostre giornate, perché no, magari poi andiamo a bilanciare gli altri passi durante la giornata. Di fatto così diciamo si salta un pasto, però si fa più sostanzioso, quindi di fatto diciamo dal punto di vista calorico forse non cambia nulla. Allora sì, potrebbe non cambiare nulla anche in base ovviamente a quello che scegliamo, Certo, perché possiamo scegliere sia dei piatti un po' più elaborati, dolci, che dei piatti ovviamente salati, quindi in base proprio al contenuto calorico che andiamo a scegliere possiamo variare nella nostra scelta. Bene, quindi il brunch che prende sempre più piede qui da noi. Dottoressa, grazie per i suoi preziosi consigli. Grazie. Alla prossima puntata vedremo quale sarà il focus dell'ingrediente nelle nostre puntate.